E ora in studio c'è Alessio Morosin, Partito dei Veneti. Non c'è bisogno di dire che il tema dell'autonomia è quello attorno al quale gira questa vostra iniziativa, la decisione di candidarvi. Assolutamente sì, direi che la parola d'ordine, ed è anche nei nostri slogan, è autogoverno, che tra l'altro è tratta dallo statuto regionale, autogoverno del popolo veneto. Autogoverno anche in senso giuridico, e posso così dissertare come avvocato, comprende sia l'autonomia sia l'autodeterminazione. Infatti il Partito dei Veneti raggruppa un'anima autonomista e un'anima indipendentista per allargare. 3 anni fa il referendum, ma poi cos'è successo? Come leggete questa situazione e rispetto a quello che è accaduto cosa vi proponete? Allora, il referendum intanto ha dei padri naturali e quelli siamo noi. Chi lo ha gestito è il padre putativo. È chiaro che il padre putativo è meno motivato a raggiungere l'obiettivo e nei fatti è accaduto purtroppo ai noi questo. E quindi noi ci proponiamo di andare in regione non tanto per fare opposizione a Zaia, Zaia ha già vinto, ma bisogna andare oltre Zaia perché Zaia, un bravo ragazzo, un buon amministratore, discreto, però è rimasto nella normalità, nell'ordinarietà, non ha la forza di imporsi ai partiti di riferimento e quindi alla Lega, a Salvini, ma anche a coalizioni di governo per andare oltre, per attuare la volontà del 98% dei veneti. Quindi serve un partito del territorio che si stacchi completamente dai partiti italiani, perché quelli non sono affidabili, ormai tutti l'hanno capito, la nostra gente lo ha ormai colto, è all'evidenza dei fatti. Ma l'ulteriore passo da fare, Morosin, qual è adesso? L'ulteriore passo da fare è andare in regione, siccome Zaia ha già vinto e quindi stiano tranquilli tutti, non c'è rischio da sinistra 5 Stelle, c'è solo una necessità, non un rischio, di occupare lo spazio di quella che è l'opposizione, che rimarrà una quindicina di consiglieri, per trainare Zaia, perché altrimenti il nostro voto, quello di tutti noi, di chi ci ascolta, del 22 ottobre 2017 resta una cosa vana. Pensi lei che uno degli alleati di Zaia più importanti, Fratelli d'Italia, in persona della sua segretaria nazionale Meloni, ha detto sì, noi approviamo l'autonomia purché a condizione che si approvi il presidenzialismo. Oibò, il presidenzialismo per averlo bisogna modificare la Costituzione. Intendiamoci cittadini veneti, questi ci rinviano alle calende greche, vuol dire all'infinito, all'eternità. Non avrete mai l'autonomia se non c'è un partito del territorio, quindi il partito dei veneti. Lei Morosin, sostiene che bene o male si rischia di rimanere ancora impantanati in una terra di nessuno nella quale sostanzialmente si va avanti così. Cioè le regioni con le loro deleghe, lo Stato centrale che resta a guardare e intanto tira per le lunghe. Ma lo Stato centrale non è che resta a guardare, lo Stato centrale con la sua burocrazia, con queste coalizioni anomale di governo, queste e anche le future, perché se andava Salvini non cambiava, in 13 mesi non ha cambiato nulla, quindi se anche ci va un'altra volta non cambia nulla. Non darà mai nulla il Veneto, questa è la cassaforte d'Italia. E Zaia purtroppo, un bravo ragazzo dell'ordinario, non ha l'energia politica per andare oltre, quindi bisogna aiutarlo. Quindi noi siamo un'opposizione galvanizzante, questo governatore, stimato da tutti, ma non posso dire inetto perché non è vero, ma ordinario, è una cosa ordinaria, in un momento straordinario, in un momento eccezionale, è dannosa, gravemente dannosa alla salute, al futuro, ai giovani, all'economia del popolo veneto, quindi tutti noi. Un flash per chiudere, ma ipotesi fantapolitica, voi sareste anche disposti ad andare in giunta a sostenere queste posizioni? Guardi, noi siamo disposti ad andare ovunque, però credo che Zaia non sia molto disponibile a ragionare in questi termini, che lui il potere se lo difende, se lo crea, se lo difende, se lo gode. Noi pensiamo al popolo veneto, alla nostra gente, alle imprese, a una burocrazia asfissiante, a una economia che è ormai allo stremo per tassazioni, per vessazioni, per ogni sorta di limitazione normativa. Quindi io credo che il Veneto debba autogovernarsi. Il futuro sta in questa parola, che vuol dire sia autonomia, ecco perché noi abbiamo gli autonomisti all'interno, sia autodeterminazione, che vuol dire una scelta in seconda fase di indipendenza, ed è quello che io ho rappresentato anche nel 2015, raccogliendo ben 56.000 voti con Indipendenza Veneta, che oggi è parte del progetto del Partito dei Veneti. Quindi siamo forti, a Venezia abbiamo Zecchi, abbiamo anche sponsor e persone che ci sorreggono, e quindi io conto anche sul voto di tutti voi. Grazie.